E vuoi sapere qual che c'è? È Square della Misericordia e Square dei Tramontin, proprio dove è stata fatta la mia gondola. Fermi tutti, ho commesso una piccola imprecisione, involontaria. Veni con me che vi spiego. Quello che mi aveva spiegato i vecchi montanari, in realtà non è proprio così. Dovete sapere che questi tre capannoni una volta formavano un unico square. Poi, come succede spesso nelle società, a volte i soci litigano. Quindi, come vedete, è stato tirato un muro di separazione tra una tesa e le altre due. Venezia ha un'anima che pochi conoscono e io sono qui per fartela scoprire, quindi seguimi nei miei canali. Dopo la separazione, Domenico Tramontin si spostò sulla prima tesa, mentre i Casal rimasero sulle altre due. Addirittura su questo muro che adesso è ristrutturato, una volta c'era lo stesso ferro da gondola della casa in montagna con la scritta Casal. Comunque la storia non finisce qui perché abbiamo tantissime cose da raccontare sia a Venezia che su in montagna a Zoldo. Quindi stai connessi.